Stesso nome, stesso logo, ma programma diverso. Mille Voci è l'appuntamento musicale di successo trasmesso dalla nostra emittente, quello per capirci che ospita anche Riccardo Antonelli, che poche settimane fa si era visto scippare di logo e nome dalla RAI, in una trasmissione che sarà condotta da Milly Carlucci e che partirà dal prossimo 4 di dicembre. Il Mille Voci, quello originale, attraverso il suo produttore e regista Gianni Turco, non c'è mica stato a vedersi depredare della sua creatura e così, dopo aver diffidato la RAI, ha vinto la sua battaglia ottenendo giustizia. La RAI ha cambiato il nome, non più 1000 voci, bensì 24.000 voci e Gianni Turco è intanto in cantiere la registrazione per la stagione 2011. O la cambiavano con le buone o con le cattive, appunto, legalmente. Un giorno guardavo la televisione, ho sentito la Carlucci da Costanzo che annunciava questa cosa, dico boh, mi pare, ho capito bene? Avevo capito benissimo, è partita immediatamente alla diffida. Senta, ma secondo lei si è trattato di una coincidenza oppure insomma avevano... Ma ci volevano provare, ma è chiaro perché sul sito della SIPRA, che è la concessionaria pubblicitaria della RAI, addirittura avevano fatto un copia e incolla del logo Mille Voci. Ah, quindi proprio era, cioè, coincidenze fino a un certo punto. Ma qua coincidenza, ma non c'è stata nessuna coincidenza. Secondo me qualcuno l'ha fatto apposta per fregare il nome. Siccome questa è una trasmissione, come voi sapete, senza lucro, e allora non abbiamo voluto neanche infierire, abbiamo fatto subito una diffida preventiva in modo da abortire la cosa. Mille Voci lunga vita, nel senso i nostri telespettatori possono stare tranquilli, ancora su Videostar ci sono parecchie puntate, li possiamo tranquillizzare sotto questo punto di vista. Ad aprile registreremo 16 puntate più uno speciale, 15 puntate più uno speciale e voi avrete la solita copia da mandare in onda. Per cui Mille Voci c'è, dura finché dura la salute, come si dice, perché di soldi non se ne vedono mai. Però è apprezzato, questo è importante, no? Alla fine magari non ci sono i soldi, però c'è la soddisfazione di avere confezionato un prodotto che funziona e soprattutto di qualità. Questo mi fa piacere sentirlo, ma lo dicono gli altri, non noi. Mille Voci, a presto, grazie! Ciao!